Buongiorno da Sicilia 24, i nostri titoli di oggi. Caltagirone, drammatico incendio in una casa di riposo, morta una paziente di 68 anni ospite della struttura. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. In arrivo i carabinieri del NAS per indagare sulle irregolarità del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, segnalate da un medico. A rendere noto il caso il deputato regionale Lavardera. Le prime denunce già 2 anni fa. Quindicenni terribili, 2 giovanissimi seminavano il panico tra Menfi e Palermo con furti e rapine, picchiato un uomo per derubarlo di pochi spiccioli. La devastazione nel parco dell'Etna, tagliati decine di alberi in un terreno privato, un imprenditore denuncia lo scempio del bosco. Calcio, questa sera al Massimino il Catania ospita il Pescara. Nella gara di andata del primo turno nazionale playoff, Toscano chiede ai suoi lo stesso impegno visto col Potenza. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con una notizia: tragico schianto nell'Ennese. Un quindicenne di Barrafranca è morto ieri sera all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo un incidente stradale avvenuto in pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale da Barrafranca ma è deceduto nel corso di un intervento chirurgico. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo, figlio di un imprenditore, stava percorrendo via Signore, ritrovato quando si è scontrato con una macchina. Sono in corso indagini per accertare la dinamica di questo incidente. Adesso a Caltagirone c'è stato un incendio, un drammatico incendio in una casa di riposo. È morta una paziente di 68 anni ospite della struttura. La procura apre un'inchiesta e dispone l'autopsia sul cadavere della donna. Adelaide Barbagallo. Una donna di 68 anni è morta per le gravissime ustioni riportate in un incendio divampato in una casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone. Sembra che il rogo sia stato innescato accidentalmente alla stessa donna, paziente psichiatrica e fumatrice originaria di Augusta. L'amministrazione comunale ha predisposto un piano di evacuazione della struttura che ospita 17 anziani. Abbiamo attivato un piano di evacuazione di 17 pazienti, alcuni dei quali anziani e altri malati psichiatrici, che stiamo ricollocando in altre strutture convenzionate con il Comune di Caltagirone per garantire la dovuta assistenza, in attesa che la magistratura faccia il suo corso e faccia le dovute verifiche sull'immobile oggetto della tragedia che ha portato alla morte di questa paziente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall'incendio e l'autopsia sul cadavere della vittima e ha delegato le indagini agli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza. Arrivano i primi risultati delle indagini sull'incidente che ha provocato la morte del sub olandese di 39 anni deceduto durante le operazioni di recupero del Bayesian. Si fa plausibile l'ipotesi di una esplosione subacquea. Orazio Longo. Un'esplosione determinata dalla formazione di bolle di idrogeno e dall'azione della fiamma ossidrica. Potrebbe essere questa la causa della morte del sub olandese di 39 anni, deceduto a 50 metri di profondità sotto il livello del mare, mentre era impegnato nelle operazioni di recupero del Bayesian. Secondo fonti investigative, l'incidente si sarebbe potuto verificare mentre la vittima e un collega stavano cercando di tagliare con un cannello il boma del veliero. La deflagrazione avrebbe provocato il distacco di un pezzo di metallo che avrebbe colpito il sub. Ipotesi questa sulla quale potrà lavorare la Procura di Termini Imerese, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'olandese. Intanto si sono fermate le operazioni di recupero del veliero. Il Bayesian per ora rimane in fondo al mare al largo di Porticello. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto il decesso del sub, che stava lavorando appunto per riportare a galla lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato nell'agosto dell'anno scorso. Nel naufragio morirono, oltre al tycoon, anche altre 6 persone, tra cui la figlia giovanissima. Come una sorta di maledizione, a distanza di 9 mesi si allunga la conta delle vittime, portando a 8 i morti totali. Lo specialista olandese era sceso per effettuare il taglio del boma per poter procedere con la rimozione dell'albero da 75 metri. Non essendo riuscito con le chiavi inglesi, sarebbe tornato giù con una sorta di fiamma ossidrica, ma una volta tagliata la trave orizzontale sarebbe schizzata via e un pezzo di metallo potrebbe averlo colpito. Questa pausa nelle operazioni di recupero consentirà di completare le indagini e ci aiuterà a elaborare il lutto e a riorganizzarci, fa sapere la TMC Marine, società per cui lavorava il 39enne sommozzatore olandese.
E saranno i carabinieri del NAS a indagare sulle presunte irregolarità del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, denunciate da un medico. Il Ministero infatti ha dato delega all'Arma, mentre lunedì arriveranno gli ispettori della Regione. Sentiamo. Saranno i carabinieri del nucleo sanità, ovvero il NAS, a indagare sui presunti casi di malasanità e sulla gestione irregolare del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, denunciata pubblicamente da uno dei medici che vi lavora all'interno. Il Ministero della Salute, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ANSA, ha delegato proprio i NAS a occuparsi del caso. La vicenda prende le mosse dalle denunce di presunta irregolarità nel reparto pubblicamente rese dal dottor Francesco Paolo Caronia, che ha raccontato di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare a denunciare la morte di una paziente a causa di un intervento che secondo il medico non si sarebbe dovuto eseguire affatto. Gli investigatori sentiranno nei prossimi giorni il deputato regionale Ismaele Lavardera, che ha raccolto la prima testimonianza del medico, ancora in forma anonima, e alcune registrazioni fatte dallo stesso medico. In seguito il dottor Caronia ha deciso di metterci la faccia, portando la vicenda all'attenzione dei media nazionali. Dopo questo ulteriore passaggio è stato ricevuto dall'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni e giovedì sera il governatore Renato Schifani ha annunciato l'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta sulla vicenda. Il medico sarà ascoltato anche dal suo ordine professionale, mentre fino ad oggi non c'è traccia di inchiesta giudiziaria, anche se le voci di corridoio parlano di un fascicolo conoscitivo aperto in procura, che adesso potrà arricchirsi anche delle verifiche dei carabinieri, obbligati per legge a riferire non solo al ministro, ma anche alla procura, nel caso vengano rilevati reati di natura penale. Le prime denunce alla procura sui casi di malasanità del suo reparto al civico di Palermo, il dottor Caronia le ha fatte oltre 2 anni fa. Abbiamo sentito rivelarlo al nostro telegiornale il deputato Ismaele Lavardera, che ha sollevato mediaticamente il caso e interessato anche il Ministero della Salute. Adelaide Barbagallo. Ho ritenuto opportuno avvisare il Ministro della Salute, il Presidente della Regione, l'assessore Volo prima di andare in televisione a raccontare. Io ci tengo a questo passaggio, ma davanti il silenzio assoluto e assordante di queste istituzioni abbiamo preferito non solo raccontare con delle interrogazioni, ma anche coinvolgere i media nazionali. E guarda caso, dopo il coinvolgimento dei media nazionali, il Ministro ha battuto un colpo e la prossima settimana mi ha fatto convocare dai NAS di Palermo per cercare di fare chiarezza all'interno di un reparto che sta ovviamente suscitando diversi clamori, perché non denuncia l'usciere del reparto, ma un dirigente medico che in maniera precisa, oculata, il dottore Caronia, racconta di fatti di presunta malasanità che, se confermati dalle autorità giudiziarie, sono scandalose. Denunce che il dottore Caronia non ha fatto alle Iene o a Giletti, li ha fatti 2 anni e mezzo fa regolarmente alla Procura della Repubblica. Come si spiega che non era successo nulla sino a questo momento? Guardi, è una domanda a cui anch'io cerco di darmi una risposta, ma che onestamente non riesco a darmela, nel senso che c'erano già state delle archiviazioni parziali su questa vicenda, ma sulla vicenda della malasanità, da quello che ho compreso, ci sono delle indagini in corso. Io ho fiducia, ripeto, nella magistratura, sperando che questa storia possa andare in qualche modo a dare verità e giustizia a tante persone che da questa vicenda, secondo il racconto del dottore Caronia, addirittura hanno perso la vita. Violenta lite ieri mattina a Catania, nel quartiere San Berillo, tra 2 uomini per cause ancora in fase di accertamento. Durante la colluttazione il 18enne avrebbe estratto un coltello con il quale avrebbe colpito al polso destro il 33enne, provocandogli una profonda ferita. Provvidenziale l'intervento di un passante che, compresa la gravità di quanto stava accadendo, è riuscito a separare i 2 uomini e poi, richiamando l'attenzione degli altri passanti, ha sollecitato la chiamata al numero di emergenza 112. L'aggressore ha tentato la fuga, ma è stato poi rintracciato e fermato dai carabinieri. Prognosi di 30 giorni per il ferito, portato all'ospedale di Catania San Marco. 2 quindicenni palermitani rischiano il processo per una serie di furti e rapine tra Menfi e Palermo. Tra le accuse anche l'aggressione a un passante ferito per rubargli pochi spiccioli. Davide Sardo. 2 ragazzini di appena 15 anni, ma con un curriculum criminale da incubo. Sono accusati di aver seminato il panico tra Menfi, in provincia di Agrigento, e Palermo in meno di un mese, con una lunga scia di furti, rapine e violenze. I 2 palermitani avrebbero compiuto 5 tentati furti su auto, un colpo ad un'attività commerciale e persino una tentata rapina ad un passante a Menfi il 29 dicembre. Quest'ultimo fu aggredito brutalmente e finì col naso fratturato. Aveva addosso solo pochi spiccioli.
Tutto documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei due è accusato anche di 3 rapine tra Palermo e Menfi tra il 5 dicembre e il 4 gennaio, armato di bastoni in una farmacia, bottino 350 euro, e in un altro caso, con una pistola semiautomatica, avrebbe portato via 2100 euro da un negozio. Lo stesso giorno tentò un altro colpo, fallito grazie alla reazione del titolare. L'amico risulta indagato per una rapina ad un fattorino Glovo avvenuta a giugno a Mondello. Anche lì violenza per soli 90 euro. I 2 minori sono ritenuti responsabili di reati sempre più gravi e con una crescente pericolosità sociale. La procura per i minorenni ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio, rischiano di finire a processo. Devastazione in alta quota, tagliati decine di alberi nel cuore del parco dell'Etna, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Un imprenditore ha denunciato. Tonino De Mana. Il problema è che qui non ci hanno neanche avvertiti, sono entrati in una proprietà privata dove ci sono dei vincoli e hanno combinato il disastro. Dall'alto e dal basso, immagini ed inquadrature diverse per un unico scempio, avvenuto nel cuore del Parco dell'Etna, patrimonio dell'umanità, dove la natura andrebbe tutelata e non maltrattata. È qui che decine di alberi, querce, lecce e castagni sono stati inesorabilmente tagliati, mozzati al posto di essere potati in seguito a lavori di manutenzione alla rete elettrica. Siamo in territorio di Biancavilla, zona fiduciosa in contrada Santa Chiara, ed intorno a quota 1000 sono visibili i segni della devastazione che cammina lungo il percorso dei cavi elettrici. Non crede ai suoi occhi Enzo Signorelli, imprenditore, che minaccia denunce ed azioni legali. Le querce non si riprenderanno purtroppo e quindi alcune hanno 50 e forse anche 60 anni di vita. Eppure siamo nel cuore del Parco dell'Etna, quindi qualcuno dovrebbe anche vigilare. Speriamo tanto che le autorità addette alla vigilanza, che hanno compiti di vigilanza, si muovono con noi, magari anche costituendosi parte civile. Un pool di 4 avvocati sta lavorando per risalire ai responsabili dello scempio. Nel frattempo incombe il rischio incendi, visto che i rami secchi abbandonati sul terreno facilitano gli inneschi. È ben più che un rischio, perché in realtà già l'anno scorso c'è stato un incendio e poi è andato a fuoco una porzione di bosco importante in una proprietà vicina. E per fortuna l'intervento delle squadre antincendio della forestale hanno rotto il nostro cancello, sono entrati e hanno salvato una parte di bosco, altrimenti non so dove poteva arrivare. Il dramma di Signorelli riguarda numerosi privati. Per questo motivo presto potrebbe partire una class action. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, nuova svolta alla Scala dei Turchi che riapre al pubblico. Sentiamo. Una nuova svolta per la Scala dei Turchi. Dopo la chiusura disposta lo scorso aprile per ragioni di sicurezza pubblica, il commissario straordinario del comune di Realmonte, Carmelo Burgio, ha firmato una ordinanza che riapre l'accesso al celebre promontorio, ma con precise condizioni: ingressi contingentati, biglietto a pagamento ed una gestione affidata tramite convenzione alla Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il dietrofront, solo apparente, arriva dopo una serie di riunioni e valutazioni tecniche seguite a formali richieste di chiarimento inoltrate all'autorità di bacino. Proprio quest'ultima ha fornito una nuova stima del livello di pericolosità dell'area, aprendo di fatto la strada ad un parziale allentamento delle misure restrittive. Nella nuova ordinanza Burgio motiva punto per punto la scelta, ribadendo l'intenzione di coniugare la tutela dell'incolumità pubblica con la valorizzazione turistica di uno dei luoghi più iconici della Sicilia. Resteranno comunque attivi sistemi di controllo, monitoraggio e l'accesso sarà regolato per evitare sovraffollamenti e rischi. Dunque la Scala dei Turchi riapre ma cambia volto, da luogo libero e spontaneo a sito regolamentato, con tutte le implicazioni del caso. Una scelta che farà discutere ma che nelle intenzioni punta a garantire sicurezza, decoro e sostenibilità. A Messina un approfondimento sulla libertà di stampa ha evidenziato come l'utilizzo di social media e intelligenza artificiale rischi di rendere la realtà non più reale, non più percepita. L'allarme arriva dal presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi. Sentiamo.
L'indice 2025 di Reporter Senza Frontiere, diffuso nei giorni scorsi in occasione della Giornata Internazionale della Libertà di Informazione, fa scendere l'Italia dal 46esimo al 49esimo posto, con un risultato ritenuto il peggiore tra i paesi occidentali. Le cause di una limitata libertà di stampa sono legate alle pressioni criminali, ma anche a leggi bavaglie, a quelle azioni legali che tendono a bloccare la partecipazione pubblica, chiamate SDLAP. Di libertà di informazione si è parlato nell'aula magna dell'Università di Messina, ponendo l'accento soprattutto sul ruolo dei social media, di chi crea una realtà non reale ma riesce a farla percepire come tale, grazie all'assenza di quella intermediazione dei mass media professionali, nello specifico delle redazioni giornalistiche, che rappresentavano una garanzia per i cittadini. C'è una realtà costruita che si teme possa diventarla ancora di più attraverso l'intelligenza artificiale. Abbiamo già, sempre attraverso i social, abbiamo avuto modo di constatare che in questo momento in tanti costruiscono le loro verità. L'augurio è che si riesca a trovare, ma certamente ai massimi livelli, delle soluzioni che possano porre fine o comunque dare un contrasto importante a questo fenomeno. L'esempio portato è quello che sta accadendo in particolare negli Stati Uniti, dove accanto ad una manipolazione dell'informazione si sta affermando una manipolazione della percezione del mondo, e poi ci sono le leggi bavaglio che mettono a serio rischio la possibilità di informare. Ci sono tanti colleghi con la schiena dritta che continuano la loro missione, perché ormai è diventata una missione quella di informare, spesso peraltro con pagamenti irrisori. Ci sono dei colleghi che continuano ad andare avanti per la loro strada. Mi auguro che non debbano pagarne le conseguenze. Adesso c'è un'altra pausa, poi torniamo con il calcio. E siamo al calcio, nella gara di andata del play-out, pareggio senza reti del Messina contro il Foggia, sabato il ritorno in Puglia. Sergio Colosi. 0-0 tra Messina e Foggia nell'andata del play-out a Francoscoglio. Sabato prossimo il ritorno allo Zaccheria. Per salvarsi il Messina dovrà solo vincere. Partita contratta, equilibrata e con poche emozioni, concentrate nella ripresa. Ai giallorossi serve un successo, ma gli ospiti partono meglio. Di occasioni comunque neppure a parlarne, con le difese attente. Le due squadre ci provano dalla distanza. Nello spazio di 2 minuti il sinistro di Tascone e il destro di Crimi si distinguono per imprecisione. Per vedere una parata bisogna attendere il minuto 23, con Perina che respinge un piazzato di Tordini. Logica conseguenza lo 0-0 con cui si va a riposo. Ritmi più accelerati nella ripresa. Al 10° Tordini di sinistro non trova la porta. La prima grande occasione del Foggia al 20° e Mausso appena entrato in campo serve Gala che smarca Sarr, la cui deviazione sotto porta è salvata da Krapicas. Il Messina risponde con Dell'Aquila, colpo di testa fuori misura, e soprattutto con Luciani che calcia male sull'assist dello stesso Dell'Aquila e rinvia ogni discorso alla gara di ritorno, con il Foggia sempre più favorito. E questa sera al Massimino appuntamento per il Catania con la partita d'andata del girone appunto nazionale dei playoff. Arriva il Pescara e per l'allenatore è necessario che la squadra mantenga lo stesso atteggiamento della partita contro il Potenza. Sentiamo. Catania-Pescara, al di là dell'importanza della sfida primo turno della fase nazionale dei playoff e della storicità di un match che vale un'altra categoria, è comunque una tappa del cammino, quello che il Catania ha saputo riprendere grazie a Dini e proseguire con ulteriore convinzione grazie a Inglese e Dalmonte, premiata ditta che a Potenza non sarà certo ricordata al meglio, visto che ha deciso con gol e assist l'ultima di stagione regolare e la partita dei playoff. Una partita in cui si è visto un altro passo che può servire nel cammino, un Catania capace di comandare il match. Abbiamo un obiettivo di arrivare fino in fondo, li devi incontrare tutti se vuoi arrivare fino in fondo. Quindi oggi può essere anche un vantaggio, perché sei in crescendo, perché poi chi entra prima c'è il carico le ammonizioni, le diffide, gli infortuni. È meglio adesso. Sappiamo che
che è un avversario di qualità. Intanto, come era risaputo, divieto di vendita ai tifosi residenti in Abruzzo. Lo stesso avverrà al ritorno per i supporter etnei che vivono in Sicilia. Tornando al campo, il tecnico rosazzurro per la sfida con Baldini sa di poter contare su una squadra che ha dato garanzie, anche chi è partito dalla panchina. L'unica cosa che cambia è che rispetto a una partita secca di 90 minuti diventa una partita secca di 180, dove l'intervallo non è di 15 minuti ma è di 3 giorni, ma deve iniziare a spingere già dal primo minuto della prima partita. Catania-Pescara sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti dal Massimino, commenti da studio durante il match e a fine gara le interviste in anteprima. E adesso al Palermo che ha vinto, lo ricordiamo venerdì, ha conquistato aritmeticamente l'accesso ai play-off. Marco Gullà. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai playoff. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare i playoff. Siciliani settimi ma ancora speranzosi di poter agganciare il 6° posto che in questo momento è occupato dal Catanzaro, ieri vittorioso fuori casa contro il Sassuolo. Tutto è possibile a 90 minuti dalla fine. Il Palermo martedì contro la Carrarese al Barbera dovrà quindi vincere e sperare di avere buone notizie da Mantova, dove il Catanzaro sarà impegnato. Tornando al match di ieri, il Palermo ha fatto il suo nonostante fischi e malumori dei tifosi. La gara, dopo alcuni minuti di equilibrio, si sblocca al 30°, Brunori a giro e palla in rete e 1-0. Ripresa, il Palermo parte sgommando e sigla la rete del 2-0 di Francesco per Gomez, assist per Brunori che non sbaglia, raddoppia la formazione di Dionisi. Clima surreale al Barbera nonostante il doppio vantaggio dei rosanero. Ciociari che hanno al 67° la grande occasione per riaprirla, ma Audero è bravo su Pecorino e salva lo score. Frosinone poi in rete, ma il VAR interviene e annulla la rete della speranza per i laziali. I ritmi scendono, il Frosinone fa il possibile per rientrare in gara, ma il Palermo riesce a gestire il doppio vantaggio e a portare a casa 3 punti importanti. In questo momento ai playoff il Palermo giocherebbe a Catanzaro e per passare il turno avrebbe un solo risultato da conseguire su 3, ovvero la vittoria. Ma ci sono ancora 90 minuti per ribaltare tutto e sperare nel 6° posto che garantirebbe di giocare in casa. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Io vi do appuntamento alle 14 per il prossimo spazio dedicato all'informazione e vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. A tutti una buona giornata.